Un buongiorno a tutti voi telespettatori, buon inizio di settimana, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del Veneto. Dal Veneto, l'informazione di Focus TG. Anche oggi saremo in diretta fino alle 13:30 per tenervi aggiornati, per raccontarvi tutto quello che sta succedendo, che è successo nel nostro territorio. Avremo come sempre un'ampia pagina di cronaca, ma poi spazio anche all'attualità, ai nostri approfondimenti, alle inchieste sul turismo, su che estate sarà, sulle ripercussioni anche della crisi e del rincaro delle materie prime e delle bollette per quello che riguarda gli agriturismi, i bed and breakfast e appunto il turismo in generale. Insomma, questo e tanto altro in questa ora e mezza di diretta che apriamo come sempre, come d'abitudine, con la cronaca. Ci spostiamo in A4 dove stamattina c'è stato un tamponamento tra due camion e un pullman, ferito il conducente del pullman. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti tra Vicenza Ovest e Grisignano in A31 e nello snodo viario di Padova Ovest. Incidente in autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Est e Ovest poco prima delle gallerie stamattina in direzione Milano per un tamponamento tra due camion e un pullman. Ferito l'autista del pullman che è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale in codice di media gravità. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto non senza difficoltà utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici l'autista del bus rimasto incastrato al posto di guida. Illesi i 19 passeggeri a bordo del bus proveniente dalla Serbia e diretto a Bolzano, come anche i due autisti dei mezzi pesanti. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell'autostrada. Si sono formate code fino a 9 chilometri tra Vicenza Ovest e Grisignano, traffico rallentato anche sullo svincolo per la A31 e anche sullo snodo viario di Padova Ovest. La viabilità ha risentito del traffico in direzione Venezia. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria che ha subito pesanti rallentamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E adesso un altro incidente lungo l'ormai famoso tratto maledetto sempre dell'autostrada A4, questa mattina un altro scontro. La settimana inizia con l'ennesimo incidente stradale lungo il tratto maledetto dell'autostrada A4 nel nodo di Porto Gruaro San Stino di Livenza, che stamane è stato chiuso in direzione Venezia poco dopo le 7 a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Una persona è rimasta incastrata in uno dei due mezzi coinvolti. Il conducente del tir è stato estratto e trasferito all'ospedale di Mestre con l'elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Poco prima dell'impatto tra i due auto articolati erano stati segnalati rallentamenti e code a tratti per il traffico intenso. Chiuso anche l'allacciamento del bivio A4-A28 in missione verso Venezia. Ed è una mattina, quella di oggi, contraddistinta, purtroppo segnata da gravi incidenti sparsi insomma nel territorio, sulle strade del territorio. Adesso ci spostiamo a Riese perché proprio questa mattina si è verificato un grave incidente, gravissimo, un autotrasportatore 63enne. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Castelfranco Veneto l'uomo di 63 anni che questa mattina in via Castellana, Riese Pio X, è uscito di strada mentre era alla guida di un mezzo pesante. A causare il sinistro con ogni probabilità è stato un malore, da qui la traiettoria come impazzita e lo schianto all'altezza del civico 48. Una volta lanciato l'allarme sul posto, il SUEM 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della vicina stazione di Riese. È toccato ai pompieri estrarre l'uomo dalle lamiere dalla cabina di guida. Poi la corsa al pronto soccorso dell'ospedale dove la prognosi è tuttora riservata. Disagi si sono registrati nella prima fase della giornata sul traffico dell'area. I rilievi sono affidati ai militari dell'Arma. Parliamo di atti vandalici nei prossimi servizi, ci spostiamo adesso a Vicenza, vandali a Montemerico, danneggiate le colonnine della balaustra, indagini in corso per rintracciare e individuare i possibili responsabili.
Saranno le telecamere della videosorveglianza a far luce sull'episodio di vandalismo che si è consumato a Piazzale della Vittoria a Monteberico. Monumento nazionale, luogo sacro per i fedeli. Nei giorni scorsi la balaustra è stata nuovamente presa di mira. 6 colonnine di marmo sono state danneggiate. L'area messa in sicurezza è transennata. Spetta ora alla polizia locale vagliare le immagini delle telecamere presenti per verificare la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Non è la prima volta che la balaustra diventa oggetto di atti vandalici, tra gli episodi più eclatanti quello di un'auto 2 anni fa che andò a sbattere sulle colonnine decapitandole. E ha funzionato la taglia da 100 euro dopo gli imbrattamenti della scorsa settimana ad Arzergrande. Individuati 5 giovanissimi, il sindaco ha convocato i loro genitori. Sono 5 ragazzi, e tutti tra i 13 e i 16 anni, noti, italiani. Abbiamo ricevuto diverse poi conferme anche da parte dei coetanei. È pronto a incontrare i genitori degli adolescenti, 2 ragazze e 3 ragazzi, tutti italiani e tutti di Arzergrande, il sindaco Filippo Lazzarin. Gli imbrattamenti della scorsa settimana hanno quindi i loro responsabili. Ha funzionato la taglia da 100 euro messa sul piatto dal primo cittadino e dal consigliere alla sicurezza del comune. 2 segnalazioni, quelle che riceveranno i contanti, sono arrivate in brevissimo tempo, ma se ne sono aggiunte svariate altre che hanno confermato le identità di un gruppo di adolescenti ben noti ai cittadini del comune per le scorribande in bici e il chiasso fino a notte fonda nei parchi. Per ora nessuna denuncia, spiega il sindaco. Non ci saranno se i genitori collaboreranno, perché sennò sarò costretto a denunciare. Io ho trattenuto per un attimo l'atto di denuncia proprio perché non volevo segnarli a vita. È un'opportunità. Un dialogo franco, quello con i genitori, promette il sindaco, che ha le idee chiare. Sicuramente il materiale necessario per ripristinare i danni vorrò che corrispondano loro la cifra, proprio anche dal punto di vista patrimoniale ed economico. È fondamentale non gravare sulle tasche dei cittadini. E poi sicuramente, se non direttamente, far lavorare i propri figli, però che assistano alle operazioni di ripristino da parte dei volontari, dei lagunari, dell'associazione dei lagunari di Arzergrande, che si adopereranno nei prossimi giorni. A settembre nelle scuole si lavorerà con insegnanti e forze dell'ordine per far capire quanto sia importante il rispetto del bene comune. Pronto a usare di nuovo lo strumento taglia? Nessun dubbio, conclude Filippo Lazzarin. Speriamo non ce ne sia la necessità, però potrebbe essere sicuramente uno strumento utile, anche se è brutto, la parola forte è taglia, però insomma è un modo per avvicinare e veramente abbattere il muro dell'omertà. Giovani coinvolti in atti di vandalismo ma anche in risse. Ci spostiamo adesso nella Marca, dove segnaliamo l'ennesima lite tra ragazzi. L'ultimo episodio è accaduto in centro a Vittorio Veneto, dove un 22enne è stato aggredito da una banda di giovani e ferito con un coltello. Pare che all'origine del litigio vi sia la disputa per una ragazza. Aggredito e ferito con un coltello da un gruppo di giovani alle 11:30 di sera nella centralissima piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto. Un ragazzo di 22 anni del posto si è presentato ai carabinieri denunciando quanto gli era accaduto poco prima. È venerdì sera, molti giovani sono in centro per trascorrere la calda serata in compagnia. All'improvviso, per futili motivi, è cominciata una lite tra il 22enne ed una banda di ragazzi. Le motivazioni sembrano sia di frequentazioni di ragazze, gelosie di questo tipo. Rivalità per una ragazza dunque pare all'origine della lite. Non si sa se i contendenti si fossero dati appuntamento in piazza o si siano trovati lì per caso. Fatto sta che sono volati pugni, schiaffi, lanciati oggetti contundenti fino a quando qualcuno ha preso un coltello con il quale il 22enne è stato colpito al braccio. Recatosi al pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto, il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni per la ferita al braccio e varie contusioni al volto. Su questo ennesimo episodio di violenza tra giovani stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto.
facendosi. Non è la prima volta che succede un fatto analogo con altre persone, però un po' più giovani l'altra volta, questa volta hanno qualche anno in più rispetto ai primi, e la motivazione risulta sempre essere frequentazioni di ragazze, gelosie, cose del genere, ecco. Quell'area del centro città, siamo proprio dietro il municipio e a fianco delle poste, è provvista di telecamere di videosorveglianza e proprio dall'analisi delle immagini potrebbero arrivare indicazioni utili per capire l'accaduto ed identificare gli aggressori. E allora noi continuiamo con la pagina di cronaca dopo la pubblicità, tante altre notizie, poi come vi dicevo l'attualità, i nostri collegamenti dal territorio, poi la pagina dedicata agli alpini, alla sanità, al turismo, alle nostre inchieste, insomma vi terremo compagnia fino alle 13:30, adesso piccolo break pubblicitario, a fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono le 12:15, insomma mancano pochi secondi. Alle 12:15 noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Padova per segnalare nel prossimo servizio la vicenda di un 33enne albanese arrestato dopo aver costretto una donna a prostituirsi minacciandola di diffondere online il suo video hard. Ha convinto una ragazza a girare un video hard e poi, minacciandola di diffondere in rete questo video, l'ha costretta a rubare e poi a prostituirsi. Un 33enne albanese è stato arrestato e dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di carcere per estorsione, sfruttamento della prostituzione e violenza privata. L'uomo ha costretto la giovane donna a rubare una tessera bancomat ed effettuare prelievi in contanti. Poi l'ha iscritta in una chat di incontri obbligandola ad avere rapporti sessuali a pagamento. Ogni appuntamento fruttava dai 150 ai 200 euro. L'uomo, riconosciuto colpevole di queste gravi accuse, è stato condannato in via definitiva lo scorso 30 maggio dalla Procura della Repubblica di Padova, che ne ha spiccato il mandato di cattura. I poliziotti della squadra mobile hanno iniziato subito le ricerche, rintracciando il 33enne albanese sabato 4 giugno. L'uomo ora si trova in una cella del carcere Due Palazzi di Padova. Parliamo adesso di sicurezza sul territorio. Controlli con il drone a Cadoneghe da parte della polizia locale. Si è alzato in volo e ha controllato tutto il territorio comunale, dai parchi cittadini all'argine del Brenta, con un'attenzione particolare alla passerella tra Cadoneghe e Torre e poi bar e altri locali pubblici. Un servizio speciale, quello effettuato dalla polizia locale con la collaborazione degli agenti di Venezia e Vigo d'Arzere. Il comune è stato sorvolato da un drone con telecamere infrarossi. 15 le persone identificate, allontanato un senza fissa dimora fermo in un parco pubblico dopo la chiusura. È stata la prima operazione di questo tipo, ma non sarà l'ultima. Prevenzione e repressione dell'attività criminale camminano insieme e intendiamo usare ogni mezzo per fare di Cadoneghe un luogo più sicuro. Il commento del sindaco Marco Schiesaro. E anche Chiampo punta tanto sulla sicurezza, dal targa system alle nuove telecamere per la videosorveglianza. Uno dei temi di una variazione abbastanza corposa di bilancio è anche il tema della sicurezza, perché con questa variazione andiamo a finanziare l'installazione degli ultimi targa system che mancano per, accerchiare l'intero comune di Chiampo. Non si potrà più entrare o uscire da Chiampo senza che il targa system non abbia rilevato la presenza delle auto, cosa che dà la possibilità di monitorare e tracciare, grazie al collegamento con gli altri comuni consorziati nella polizia locale, lo spostamento di eventuali soggetti che percorrono la strada con l'auto rubata o che devono essere rintracciati perché hanno commesso qualche tipo di reato. Non solo, sono previste anche 2 nuove telecamere. Abbiamo anche ulteriori 2 installazioni, in particolare presso un parcheggio attiguo alla parrocchia, che aveva dato polemiche negli ultimi mesi, e anche presso le scuole medie, che sono ovviamente luoghi da attenzionare. Corposa variazione di bilancio che riguarda anche una serie di opere pubbliche. Abbiamo messo in bilancio anche alcune opere di cui abbiamo chiesto finanziamento tramite PNRR. In particolare sono 3 le opere del PNRR per cui abbiamo chiesto finanziamento.
in un bando particolare. L'una è la ristrutturazione della ex rimessa delle Corriere, appunto, che è una proprietà del comune di Chiampo, in centro a Chiampo, ma che appunto non è un luogo oggi utilizzato. Dovremmo utilizzare come luogo polifunzionale per le associazioni culturali e sportive, un bellissimo luogo nel caso in cui si fosse finanziato. Poi abbiamo chiesto appunto le risorse per il completamento del secondo stralcio del cimitero comunale, abbiamo realizzato il primo, così si completerebbe l'intera opera e sarebbe importante appunto per la nostra cittadinanza. E poi abbiamo chiesto il finanziamento per l'allargamento della strada di Furlani, che è una strada sempre vicina a Tigua, al centro del paese, particolarmente stretta, e appunto servono lavori importanti per il suo allargamento. E sono state attivate in tutto il Veneto le ricerche per la ragazza di 18 anni scomparsa da 6 giorni mentre si stava recando a scuola all'Istituto Rocco di Castelfranco. L'ultima volta è stata vista martedì scorso in un bar a Castelfranco, poi di lei si sono perse le tracce. C'è grande apprensione per la scomparsa di Basma Afzal, 18 anni, residente a Galliera Veneta, al confine tra le province di Padova e Treviso. La ragazza, di origini pakistane, frequenta l'istituto professionale Lepido Rocco di Castelfranco e proprio per andare a scuola era uscita di casa la mattina del 31 maggio, ma a scuola non è mai arrivata. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. Il cugino ha lanciato un appello sui social invitando chi avesse notizie della giovane a chiamare il 112. Basma, al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera con una riga bianca, scarpe alte bianche e sulle spalle uno zainetto. Le prefetture di Padova e Treviso hanno fatto scattare il protocollo per le persone scomparse. Anche il comune di Castelfranco è stato allertato. Ho attivato anche l'azienda di trasporti MOM. Sembra che l'ultima volta che è stata vista la ragazza era in prossimità della stazione degli autobus e stesse prendendo un autobus, e quindi sono coinvolti anche loro nelle ricerche di questa persona che è scomparsa. Mi auguro che venga trovata presto. E i cinghiali fanno scattare un vero e proprio allarme in tutta la zona del Padovano. Branchi di cinghiali avvistati in pieno giorno tra i vigneti. Coldiretti Padova lancia un grido d'allarme appunto e dice: oltre ai danni al raccolto è concreto il rischio della peste dei cinghiali, così chiamata, che potrebbero addirittura azzerare centinaia di allevamenti suini. Sono stati immortalati in pieno giorno mentre si aggiravano indisturbati tra i vigneti e i campi gli avvistamenti di cinghiali nella zona dei Colli Euganei, sempre più vicini a case e coltivazioni, sono ormai all'ordine del giorno. Queste scene sono state riprese a Rovolon. Il branco, composto da un esemplare adulto con il codazzo di cuccioli, razza ai piedi delle colline. Dietro di sé, dopo essere passato, lascia solo danni e distruzione. Monta la rabbia degli agricoltori che da anni chiedono provvedimenti e regolamentazioni per poter contenere la popolazione degli ungulati che infestano i Colli Euganei. I cinghiali si vedono a tutte le ore del giorno e ormai sono abituati alla presenza dell'uomo. Distruggono i filari delle vigne, i frutteti, passano sopra i campi appena seminati, compromettendo il raccolto. Quest'anno però, oltre ai soliti danni, si aggiunge la preoccupazione per la peste suina. Chiamiamola con il proprio nome, è la peste dei cinghiali. Perché? Perché si trasmette da loro. E avremo un paradosso se per caso dovesse arrivare anche qua da noi, che migliaia e migliaia di animali sani, di maiali sani, sarebbero uccisi. Mentre per ammazzare i cinghiali dobbiamo sempre stare lì e trovare quella modalità, il tecnicismo, chi fa cosa, ma perché, quando, dove, basta. È ora di darsi una mossa una volta per tutte e trovare la modalità di passare da un approccio ideologico a una politica pragmatica. E adesso mettiamo per un attimo da parte la cronaca, parliamo di attualità legata comunque sempre alla pagina di cronaca, perché il virus che concede una tregua, speriamo definitiva, l'allentamento delle restrizioni e delle misure di sicurezza, l'arrivo dell'estate, insomma sono tutte condizioni che hanno portato il turismo, almeno una parte del settore terziario, a registrare un vero e proprio boom, addirittura con numeri migliori di quelli pre
pandemia. Ci spostiamo per parlare di questo, per parlare di turismo, a Treviso, dove si registra il sold out. Il sindaco Mario Conte dice sono state premiate la qualità delle nostre proposte, insomma, e anche della promozione turistica. Vediamo. Austria, How many days you stay here? 3 days. It's beautiful Treviso? Yes. Yeah. Very, very beautiful. Bellissima, una bellissima città. Dall'estero e dall'Italia è boom di turisti a Treviso come non si vedeva da anni, pure prima del Covid. Per il ponte del 2 giugno tutto esaurito, in città non si trova un posto letto, sold out nelle strutture ricettive. Il sold out per le nostre strutture ricettive è una grande soddisfazione, grazie alle grandi mostre, grazie alle manifestazioni enogastronomiche, grazie alle manifestazioni sportive di altissimo livello. Un'affluenza record, cominciata già la scorsa settimana con il Giro d'Italia e poi proseguita. Le attrattive non mancano. I turisti in arrivo nella Marca per rimanerci più giorni sono per lo più stranieri, non mancano però i visitatori italiani. Abbiamo soprattutto riscontrato un gran numero di spagnoli, tedeschi, francesi e anche occasionalmente qualche inglese. Da Piazza dei Signori ai Buranelli alle colline patrimonio UNESCO, l'immagine che Treviso e il suo territorio hanno costruito in questi anni stanno portando i primi risultati. Newcastle in Inghilterra, nel nord-est Inghilterra, vicino alla Scozia. Perché Treviso? Sì, siamo stati a Venezia, una bellissima città, eccetera. Ma Treviso è un'altra cosa, è un gioiello un po' sconosciuto secondo noi. È la conferma che la ripartenza c'è e gli indicatori lasciano ben sperare, è il primo dato positivo dopo la pandemia. Certo, questo momento è veramente un momento ottimo, diciamo che stiamo tornando vicino alla normalità, no? Se ancora di normalità, perché problematiche ce ne sono ancora. Dopo le chiusure torna la voglia di viaggiare e di visitare soprattutto città di media e piccola dimensione. Città, diciamo, un attimino più in periferia, quelle di provincia, e Treviso in questo settore sicuramente fa da regina. E in futuro? E in futuro continueremo a fare sinergia, ricordo la promozione con Ryanair, col Consorzio del Prosecco, la grande collaborazione con la Camera di Commercio e soprattutto continuiamo a vedere una città che rappresenta un territorio che rappresenta la città. E allora, torneremo a parlare di turismo fra poco, adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. Al rientro saremo a Padova, dove l'Arma dei Carabinieri festeggia i 208 anni dalla sua fondazione. Avremo il nostro collegamento con Valentina Visentin e poi tante altre notizie. Dobbiamo anche riprendere la pagina di cronaca, insomma restate con noi, a fra poco. E allora, come annunciato, tutto è pronto per il nostro collegamento da Padova. L'Arma dei Carabinieri compie 208 anni, tornano a festeggiare con una cerimonia alla presenza delle autorità, il bilancio degli interventi, insomma abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Ci colleghiamo proprio con Padova in diretta dal comando della Legione Veneto di Padova. Per noi c'è Valentina Visentin. Buongiorno, sono in diretta con il generale Giuseppe Spina, comandante della Legione Veneto. Oggi l'Arma dei Carabinieri compie 208 anni e insomma, dopo 2 anni di pandemia si torna anche a festeggiare con la cittadinanza. Noi ne siamo oltremodo felici. Dopo 2 anni in cui siamo rimasti all'interno delle nostre caserme, in questa ricorrenza di poter uscire dalle nostre caserme, di far festeggiare questi 208 anni di vita in mezzo alla gente e con la gente. Con 2 temi: l'orgoglio di appartenere ad un'istituzione che ha 208 anni di vita e che nel corso di questi anni, di questi 208 anni, si è mantenuta salda ai propri valori, ma ha saputo tenere il passo con i nuovi ambienti sociali, i nuovi ambienti criminali che in questi anni sono mutati. E la responsabilità di aver fatto il nostro dovere e la responsabilità di occuparci nei prossimi anni di alcuni temi importanti che noi consideriamo i nostri obiettivi di lavoro.
Ecco, a proposito, oggi è anche l'occasione per fare un bilancio dei reati, cosa è diminuito, cosa è aumentato, cosa è cambiato in questi 2 anni di pandemia. Questi 2 anni di pandemia, se noi li osserviamo, diciamo, i primi 5 mesi del 2022, consideriamo che tuttavia, diciamo, da marzo abbiamo cominciato a tornare ad una certa normalità. Aumentano le rapine, aumentano, diciamo, le frodi e le truffe online, ma ecco, al di là di questi numeri statistici che che valgono per quello che numericamente rappresentano, ecco, noi riteniamo che il tema della violenza di genere, dei maltrattamenti in famiglia siano estremamente uno dei nostri obiettivi di lavoro, perché tra l'altro richiedono un approccio di professionalità, di capacità, di competenze, ma anche un approccio di umanità, di capacità di ascolto. E dopodiché sicuramente abbiamo il tema della criticità digitale, quindi della rete, no? della responsabilità insieme alle altre componenti delle altre forze di polizia di proteggere l'identità digitale degli italiani, e quindi proteggere da truffe e da estorsioni che avvengono appunto attraverso la modalità della rete. Un tema molto importante, molto pregnante è quella della dignità del lavoro. I primi 3 mesi di quest'anno a livello nazionale ci restituiscono oltre 190.000 infortuni sul lavoro, e quindi noi continueremo, abbiamo già iniziato anche con i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro a effettuare controlli sui cantieri, all'interno delle aziende, per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza dei lavoratori. Ultimo è il tema della prossimità ambientale, della sensibilità ambientale, un tema molto importante, anche più volte richiamato da Papa Francesco. L'Arma dei Carabinieri negli ultimi 20 anni ha fatto progressi molto importanti in tema di prevenzione e investigazioni, e negli ultimi anni con la creazione dei Carabinieri forestali, e questo rappresenta un unicum a livello mondiale. Ringraziando allora il generale di brigata Giuseppe Spina, gli auguriamo buona festa dell'Arma, buoni festeggiamenti che si terranno quest'oggi alle 18:30 allo stadio Colbacchini di Padova. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini, grazie al suo ospite, grazie all'Arma dei Carabinieri in generale. Insomma, festeggiamenti che si celebreranno oggi allo stadio. Parliamo di un altro stadio adesso, sempre a Padova, lo stadio Euganeo, perché un murales dell'artista Alessio B, che ritrae 2 tifosi del calcio Padova, è stato imbrattato e vandalizzato. Vediamo. Un artista e appassionato tifoso del Padova Calcio, Alessio B aveva già realizzato un cuore con 2 bimbi sui muri dello stadio Appiani, e ora ha deciso di bissare all'Euganeo alla vigilia di Padova-Palermo. Purtroppo qualche persona poco tifosa, ma soprattutto poco educata, ha pensato bene di rovinare il suo disegno, che ritraeva un bambino e una bambina che si abbracciano mentre osservano un cuore con il simbolo della società bianco-scudata. Un disegno brutalmente rovinato, vandalizzato, parzialmente cancellato. Ci sono comportamenti più gravi, obietterà qualcuno. Prendersela con le opere d'arte, però, significa mancare di rispetto alla nostra società. Lanciamo un appello: se qualcuno allo stadio ha visto qualcosa, ci contatti pure in redazione. Cambiamo zona, cambiamo anche argomento, perché ci spostiamo nel Trevigiano. Sono in crescita esponenziale le richieste ai comuni per ristrutturazioni di case e appartamenti, interventi che nelle zone a vocazione turistica destano più di qualche perplessità, più di qualche sospetto nei sindaci e non solo. Vediamo. Bonus, ristrutturazioni e trasformazioni di case e caserie in case vacanze o bed and breakfast, che poi non vengono dichiarate se non via social per attirare clienti. L'allarme arriva dai sindaci, in particolare della Pedemontana, dove l'area UNESCO del Grappa tocca quelle delle colline del Prosecco, come a Cavaso, dove il sindaco non lascia correre. L'iniziativa privata è sempre ben accetta, e a volte, ecco, ci sono forme veramente che anticipano i tempi, e sui social
social, è bene, ecco, che chi inizia un'attività sia in regola con tutto, ecco, per evitare spiacevoli inconvenienti. Che nello specifico potrebbero essere controlli mirati sulla base della tipologia di ristrutturazione dichiarata, che soprattutto nei piccoli centri non passa certo inosservata se diventa un via vai continuo di, come si dice da queste parti, di foresti. Accoglienza regolamentata, noi siamo per le cose organizzate e legali. Dietro a questo sorriso c'è però l'avvertimento chiaro ai cittadini che per incompetenza o peggio per dichiarata volontà di evadere non dichiarano l'attività ricettiva, perché sottolinea Gino Rugolo, questo oltre che un danno alle comunità è tra l'altro anche concorrenza sleale. Fanno un danno ai loro, tra virgolette, colleghi che si comportano bene e che versano la tassa di soggiorno che poi viene reinvestita in attività di promozione dei territori. Da qui l'avvertimento neanche tanto velato ad alcuni concittadini. Si vede se non c'è corrispondenza magari tra social e presenza sui social e tasse di soggiorno versate. Questo anche la Guardia di Finanza è molto attenta a queste cose. E l'illegalità tra bed and breakfast in nero, definiamoli così, non denunciati, e case vacanze presenti solo sui social e quant'altro, quindi con quello che abbiamo appena sentito, la richiesta del bonus e delle agevolazioni, fenomeni che chiaramente non sono circoscritti solo alla zona di Cavaso, nel mirino anche tanti agriturismi. Vediamo. L'illegalità tra case vacanze e bed and breakfast non è un fenomeno solo di Cavaso, lo conferma Federico Capraro, presidente Ascom, ma soprattutto albergatore a Conegliano. È di Asolo, è di Conegliano, è di tanti borghi delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, è del centro storico di Treviso e di tutti quei centri storici che subiscono l'attenzione del fenomeno turistico che è ripartito. Una situazione che oltre a svuotare alberghi e città da residenti mette in crisi l'intero sistema dell'accoglienza turistica. Oltre a ciò, secondo albergatori e ristoratori, c'è la concorrenza degli agriturismi e degli agricampeggi, perché una consistente quota di queste strutture, anziché integrare il reddito agricolo, di fatto fanno turismo e ristorazione a tutti gli effetti, eludendo gli obblighi fiscali e i paletti previsti dalla normativa rispetto alla quota di utilizzo di prodotti del fondo agricolo, al numero di posti, alle giornate di apertura, all'organizzazione di eventi e cerimonie. Un mercato parallelo che fattura milioni di euro e che altera gli equilibri di un comparto che sta per ripartire dopo la pandemia. Di fronte a questo fenomeno di gestirlo, non certo di subirlo, di controllarlo, quindi di verificare ciò che avviene, non solo da un punto di vista amministrativo, da un rispetto delle regole, da un rispetto dei contratti di lavoro, da un rispetto soprattutto dei servizi che devono essere garantiti al turista anche in termini di sicurezza. Agriturismi che dal canto loro prima rifiutano il termine concorrenza sleale, poi chiamano in causa la regione. Noi non ci siamo mai permessi di andare dai ristoratori a dirgli quante giornate devono lavorare o quanti coperti devono fare. Non si parla di concorrenza sleale, tanto che abbiamo un regolamento e sono proprio i ristoratori che sono all'interno della quarta commissione che ci fa il regolamento agli agrituristi. Abbiamo piccole realtà, vogliamo rimanere piccoli, però avere almeno la possibilità di lavorare. E adesso parliamo di un treno speciale per gli amanti della bicicletta. Un treno davvero speciale dedicato agli amanti della bicicletta. Protagonista è Calalzo, ma sin dalla stazione ci sono i nomi di Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Oggi è una grande festa perché finalmente dopo la pandemia e comunque anche dopo i lavori di elettrificazione che ci sono stati negli ultimi anni, finalmente si riparte con questo servizio che è sempre stato tanto gradito dagli utenti. Un treno diverso dagli altri, attrezzato per chi vuole percorrere il Cadore in discesa lungo quella che forse è la più bella pista ciclabile del mondo. È una composizione di 2 minuetto, ci sono 74 posti bici, sono tutti pieni, quindi sicuramente c'è tanto entusiasmo e tanta voglia di tornare alla normalità. A Calalzo si scende dal treno e si sale sui mezzi di Dolomiti Bus e se la bicicletta non la si ha, la si può noleggiare tanto a Calalzo come a Cortina. È il classico esempio di ferro e gomme. Le gomme nella fattispecie trattasi della
dell'importante partnership che abbiamo sul territorio con Dolomiti Bus, con il bus dotato di un carrello apposito dove poter caricare le biciclette e portare i turisti, le persone appassionate nelle varie località di questo immenso territorio. Per chi ama le ruote sente la necessità di essere atleti, dopo un piacevolissimo e turistico viaggio in treno, l'occasione unica di vivere la bicicletta ai piedi delle montagne più belle del mondo. Si parte la mattina, tutte le domeniche mattina, a partire dal 18 giugno da Venezia, si arriva a Calalzo alle 10:27, alla fine quindi a metà mattinata c'è la possibilità di farsi i percorsi sulle Dolomiti in bicicletta, ma anche a piedi, perché ci sono anche famiglie con bambini che oggi andranno a camminare, e poi nel pomeriggio alle 5:30 si riparte e si torna verso Venezia. Piccola pausa pubblicitaria per noi adesso, torniamo con tante altre notizie, con l'attualità e i nostri approfondimenti. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono da poco passate le 12:40, quindi siamo quasi a metà del nostro TG quotidiano che, lo ricordo, insomma, vi tiene compagnia fino alle 13:30 in diretta per raccontarvi un po' tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con le immagini suggestive del treno di biciclette per andare a ammirare, a fare sport e ammirare i paesaggi più belli del Veneto. Ebbene, adesso continuiamo a parlare di bici, quindi appassionati, turisti e amanti delle due ruote, seguirete con grande attenzione il prossimo servizio, perché il Montello diventa patria della bicicletta, soprattutto con le e-bike e con la Montello Travel. Vediamo. Su e giù per le prese del Montello e poi via attraverso 15 km di dorsale. Tra doline carsiche, grotte e risorgive, per gli amanti del cicloturismo la Montello Travel, agganciata anche quest'anno alla giornata mondiale della bicicletta, è stata un successo. Una 3 giorni baciata dal sole dove tutti, comuni, associazioni e agriturismi, hanno fatto la loro parte con iniziative di promozione turistica e piatti confezionati ad hoc. Dall'anno scorso abbiamo deciso come comune, ma non solo come comune, ma come DMC, quindi come IPA, di sfruttare l'occasione di questa ricorrenza per far sì che la bicicletta diventi uno strumento di conoscenza del territorio, anche per attrarre turisti, ovviamente in bicicletta, che arrivano da fuori. Le attività sono state molteplici e continuano anche fino a domani, domenica 5 giugno, nel territorio soprattutto del Montello, che è una palestra a cielo aperto. Il luogo ideale per la bicicletta. Quest'anno la Montello Travel ha visto un'invasione di mountain bike ed e-bike. Gli amanti dell'MTB alla scoperta delle peculiarità del Montello grazie a percorsi resi fruibili al meglio dalle associazioni del territorio. Diciamo che i privati lasciano passare i ciclisti e appunto possono usufruire dei percorsi già delineati, già fatti, e tranquillamente, insomma, non c'è nessun problema. Il grosso vantaggio è appunto queste associazioni del territorio che si prestano bene alla pulizia dei sentieri lì dove le amministrazioni comunali non arrivano. E noi sono settimane, mesi che vi raccontiamo le difficoltà di amministrazioni, ma soprattutto di aziende, di imprese, di famiglie nel far fronte all'aumento dei costi sia delle materie prime, ma soprattutto anche dei rincari che riguardano le bollette di acqua, luce e gas. Ebbene, contro l'aumento dell'energia scenderanno in piazza i consumatori in una mobilitazione nazionale prevista per il 10 giugno e denominata pentole vuote, perché vuote rischiano di restare le pentole di tante famiglie messe in ginocchio dalla crisi e dall'aumento dei prezzi. Partirà
Arriveranno anche da Treviso venerdì prossimo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori armati di pentole per protestare contro il caro vita per la mobilitazione nazionale denominata Pentole Vuote. Ad accogliere i consumatori veneti sarà la piazza di Vicenza. Noi consegneremo un documento al prefetto di Vicenza con il quale formuliamo quelle che sono le nostre richieste e non proposte, perché il rischio di trovarsi con le pentole vuote c'è. Nel momento in cui tutto ciò che viene venduto, comprato e cucinato ha un costo notevolmente aumentato in funzione di quelli che sono gli aumenti dei costi dell'energia. I rincari alle stelle d'energia e carburanti si ripercuotono a cascata su tutte le filiere, dall'agroalimentare all'edilizia alle auto, e per famiglie e imprese tutto è diventato più costoso. A farne le spese sono soprattutto le fasce deboli della popolazione, ed in questa direzione vanno le richieste delle associazioni dei consumatori, dal liberare il prezzo dell'energia dalle speculazioni e volatilità dei mercati al non applicare l'IVA sulle accise sui carburanti, fino ad una riforma complessiva del settore energia e gas. Noi chiediamo che prima di mettere in piedi un'azienda ci sia un capitale serio e sicuro. Noi chiediamo che prima di distaccare la corrente ci sia una procedura nella quale siamo anche noi coinvolti, in particolare per quanto riguarda le morosità incolpevoli. E chiediamo anche che vengano creati dei fondi per aiutare le persone che non ce la fanno da un punto di vista economico ad avere case più efficienti da un punto di vista energetico. E a tal proposito lo spegnimento dell'illuminazione pubblica per compensare il caro energia è una soluzione che tanti comuni stanno adottando, molti anche quelli dell'area berica che hanno già cominciato a farlo sistematicamente, ma insomma non è più una protesta simbolica, sta diventando una esigenza concreta. Lasciamo accese solamente le luci della strada provinciale che percorre la Riviera Berica e pertanto dove c'è la parte semaforica e le luci strettamente collegate a quel quadro elettrico lì. I sindaci di Nanto e Castignero dal 1° giugno hanno spento l'illuminazione pubblica notturna, coerentemente dopo averlo annunciato ai propri cittadini nei giorni scorsi. Come molti altri sindaci dell'area berica si sono trovati spalle al muro di fronte allo spropositato aumento dei costi dell'energia elettrica, e per cercare di evitare un possibile dissesto finanziario per l'anno in corso si vedono costretti ad adottare misure di risparmio estreme per fronteggiare l'ondata di rincari. Ho fatto presente che il costo del gas nel primo trimestre è aumentato dell'84%, l'energia elettrica del 50%, l'illuminazione pubblica in base al contratto che abbiamo è più che raddoppiata. Pertanto andiamo a limare per dove è possibile nelle ore notturne dall'1 alle 5. È una situazione drammatica per i comuni, pensiamo ai comuni più piccoli che vivono con bilanci veramente contenuti. Vicenza ha avuto la fortuna di programmare e intervenire su una riqualificazione a LED di tutto l'impianto della città che è in corso in questo momento, quindi vedremo un risparmio energetico nel tempo. Ovviamente in quest'anno 2022 anche per noi comunque i costi saranno particolarmente elevati. Dobbiamo fare in modo di fare fronte comune con tutti i comuni d'Italia, ANCI nazionale, ANCI regionale Veneto, per convincere il governo ad aiutare i comuni. I comuni si attendono risposte concrete dal governo. In fondo, dicono, nelle casse dello Stato stanno entrando fondi extragettito che non compensano i contributi fin qui erogati. Se mi posso permettere anche una polemica, credo che il governo dovrebbe fare un po' di più in considerazione al fatto che l'IVA applicata ai costi dell'energia è al 22%, quindi con l'aumento dei costi lo Stato italiano ha un maggior gettito. Riteniamo pertanto che con il maggior gettito che ha derivante dall'IVA applicata potrebbe essere ben più di quello che sta facendo nei confronti dei nostri comuni a ristoro dell'aumento dei costi. E ci sono comuni che tendono la mano alle famiglie in difficoltà che riguardano chiaramente difficoltà economiche, e allora a Montegrotto Terme hanno attivato un bonus nascite con 400 euro di sovvenzione per i nuovi nati e per i bambini adottati.
Un contributo economico una tantum di 400 euro per ogni figlio nato o adottato. Il comune di Montegrotto Terme dà il via libera ad un progetto che il sindaco Riccardo Mortandello aveva fortemente voluto e promesso l'anno scorso durante la campagna elettorale. Arriva il bonus nascita, una scelta politica per favorire la natalità in un momento in cui in Italia il numero delle persone decedute supera quello dei nuovi nati. Solo nell'ultimo anno 400.000 italiani non ci sono più, perché appunto i morti sono stati superiori alle nascite. Bisogna far fronte, lo Stato già sta dando degli aiuti con vari incentivi, quindi come amministrazione comunale vogliamo dare un segno tangibile, perché bisogna mettere nelle condizioni soprattutto le donne di poter avere figli e di continuare a mantenere una vita lavorativa che poi è propedeutica a uno sviluppo della società. Il Consiglio Comunale di Montegrotto Terme ha approvato all'unanimità la proposta per l'erogazione di un bonus nascite di 400 euro, unico limite un ISEE familiare non superiore a 35.000 euro. Abbiamo deciso di tenere la maglia più larga possibile per dare un po' a tutti questo contributo, quindi facciamo in modo che pur presentando il reddito ISEE possano essere aiutate tutte le famiglie. Abbiamo messo un'asticella molto alta. Per poter accedere al bonus nascita, il regolamento approvato prevede che almeno uno dei due genitori e il bambino siano iscritti all'anagrafe al momento della nascita e della data di presentazione della domanda. La domanda deve essere fatta entro 3 mesi dalla nascita e per i bambini nati nel 2022, prima dell'entrata in vigore del regolamento, la domanda deve essere presentata entro il 31 agosto. Parliamo adesso del maltempo, serata contrassegnata appunto da vento e pioggia, quella di ieri sull'Alta Marca, diversi gli interventi soprattutto nella zona di Valdobbiadene. Dopo una giornata di sole, afa, temperature elevate, il maltempo ha interessato ampie zone dell'Alta Marca con vento e forti scrosci di pioggia. Lo stesso centro decentrato della Protezione Civile del Veneto lo aveva del resto previsto, dichiarando l'allerta gialla in particolare su Dolomiti e Prealpi. Mobilitati Protezione Civile e Vigili del Fuoco, diversi gli interventi, ma non è stato registrato nessun danno di grave entità. A Conegliano, in zona Monticelle, è stato richiesto il supporto di pompieri per rami e arbusti strappati dal vento e dalle precipitazioni finiti sui marciapiedi o nelle strade. Squadre di volontari AVAB, già in allerta nel pomeriggio, hanno operato invece in serata in via San Francesco e in via Bosco del Madeana, Valdobbiadene, diretti verso Pianezze per rami e alberi caduti a causa del maltempo. Il sindaco Luciano Fregonese ha fin da subito raccomandato attenzione a chi percorre queste strade per la probabile presenza di rami e alberi sulla carreggiata. L'operazione più impegnativa per una pianta secolare caduta in mezzo alla strada in zona Molvine, conclusa solo all'1:30 del mattino. E non solo la sporcizia, ma anche la siccità. Il caso dei prelievi dal Piave è finito a Roma. Ora ci sono 2 anni di tempo per innovare nei sistemi di irrigazione tutta la parte strutturale, altrimenti la siccità manterrà e metterà anche in futuro in ginocchio gli agricoltori. Siamo riusciti a spostare l'entrata in vigore del deflusso ecologico, che è diverso dal deflusso minimo vitale, per altri 2 anni. Speriamo che in questi 2 anni la situazione cambi. Nel frattempo arriveranno i soldi del PNRR sugli investimenti per cambiare i metodi di irrigazione, passare dai vecchi metodi a canaletta che sprecano molto acqua ai sistemi goccia a goccia. La salvaguardia del fiume e del suo ecosistema da una parte, la protezione delle colture cui la siccità sta togliendo l'ossigeno dall'altra. Nemmeno un mese fa il tema del prelievo è finito in Senato. La Marca porta a casa una deroga di 2 anni, tempo che servirà agli agricoltori per investire sui sistemi di irrigazione più all'avanguardia. Ma potrebbe non bastare. Dalla Marca a Roma è arrivata anche la richiesta di attingere al fondo di solidarietà per sostenere gli agricoltori che la siccità potrebbe mettere in ginocchio. Non il frumento, il grano turco, chi non ha gli impianti di irrigazione rischia veramente di perdere il raccolto. Sui vigneti devo dire sì, effettivamente la situazione è attenzionata, come si suol dire, ma per fortuna abbiamo quasi tutti gli impianti a goccia. Impianti a goccia che stanno salvando i vigneti, che restano comunque attenzionati. Stiamo vivendo un momento difficile, la crisi energetica dovuta alla mancanza di metano che ci arrivava dalla Russia, si punta sull'acqua. Chiaro che o la utilizziamo per produrre energia elettrica o la utilizziamo per scopi alimentari, perché chiaramente poi alla fine va a alimentare le risorgive e anche gli acquedotti
attingono da lì, o la utilizziamo per bagnare i campi. E insomma ci stiamo avvicinando, adesso cambiamo discorso, ci stiamo avvicinando al 13 giugno, giorno delle celebrazioni di Sant'Antonio, quindi una Padova che è completamente pervasa da questa sensazione, da queste emozioni e dall'importanza di questa ricorrenza, un fine settimana di presenze record in Basilica, i primi pellegrinaggi a piedi sono già arrivati, i primi pellegrini devoti a Sant'Antonio. Ieri c'è stata la festa dei migranti, riassumiamo tutto nel prossimo servizio. 36 devoti da San Martino di Pianiga, 10 da Fossona di Cervarese e Santa Croce, iniziati nel fine settimana i tradizionali pellegrinaggi a piedi verso la Basilica, fedeli che ritrovano nella dimensione del cammino tanto cara a Frate Antonio il desiderio di dire un grazie o sciogliere un voto. I primi arrivi sabato, ma sono solo i primi. Intanto il numero di pellegrini e fedeli sale di giorno in giorno, 3.000 i passaggi nella giornata di sabato alla Cappella delle Reliquie, che quest'anno conserva anche la tavola dove Antonio trascorse i suoi ultimi giorni a Campo San Piero. Una festa di Sant'Antonio che torna alla sua forma tradizionale, vissuta in modo eccezionale negli anni di pandemia. Nel 2020 il volo delle reliquie sulle terre colpite dal Covid e la solenne benedizione all'ospedale di Schiavonia. Nel 2021 il solenne pellegrinaggio lungo le vie d'acqua tra Padova e Venezia della reliquia dell'avambraccio. Momenti che il gruppo Media Nord-Est ha vissuto con voi su Rete Veneta con record di spettatori. Tra 7 giorni, il 13 giugno, tornerà sulle strade di Padova la solenne processione della statua e delle reliquie di Sant'Antonio. Un abbraccio atteso che sarà vissuto da tutti come una grande grazia. Da Padova a Venezia per quasi 4 secoli i trabacoli sono stati i camion del mare e oggi sono completamente scomparsi. Ne rimane uno solo, tenuto in attività proprio a Venezia da un gruppo di appassionati. È l'ultima imbarcazione che racconta la storia della marineria mediterranea. Cioè dopo i trabacoli si affermano definitivamente le barche in ferro, il motore. Ultimo testimone di una tradizione durata centinaia di anni, il Trabacolo Nuovo Trionfo è una presenza fissa alla punta della dogana di Venezia. Una testimonianza tenuta viva dallo sforzo di diversi appassionati che lo hanno letteralmente salvato fondando la compagnia che se ne occupa. Ci manca da sistemare le vele, manca da sistemare tutta l'opera dell'impavesata che ha bisogno di un po' di cure, però insomma ci stiamo lavorando con l'aiuto di tutti i soci. Varato sulla riviera romagnola nel 1926, l'ultimo trabacolo trafficò fino a tutti gli anni 30. Finì a Grado, requisito dalla Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi negli anni 50 fu destinato a lavori di dragaggio tra il Veneto e il Friuli. Negli anni 70 fu acquistato da un ingegnere viennese che lo trasformò in barca da diporto prima di trovare casa a Venezia. Il Nuovo Trionfo è l'ultimo trabacolo navigante. Di migliaia che ce n'erano, dovete pensare che i trabacoli erano i camion dell'epoca. È una barca che come tipologia sia di scafo che di vela riprende la tradizione marinara del Mediterraneo, ma si afferma nelle sue forme, così come la vedete, dalla fine 600 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Era una nave da carico molto semplice da portare, economica, e per questo ha fatto la sua fortuna. Oggi l'ultimo trabacolo è un patrimonio di Venezia, aperto ad iniziative ed eventi che coinvolgono periodicamente la città. Cioè la barca, come avete visto, ha gli occhi. Per gli antichi le barche erano delle entità, dovevano vedere. Ha il pelliccione, che è quella scultura che è sull'asta di poppa, che racconta il sacrificio che si faceva agli antichi prima del viaggio, cioè si uccideva il montone e si metteva la pelle sull'asta di prua. Quella scultura ricorda esattamente la pelle del montone. Cioè persa questa, si perde completamente una storia millenaria della tradizione marinara. E allora adesso ci prendiamo ancora un minuto di pubblicità, l'ultimo break pubblicitario, poi torneremo in diretta con tante altre notizie, tanti servizi, curiosità, approfondimenti. A fra poco.
Sono da poco passate le 13, ben ritrovati a Focus TG, abbiamo circa una mezz'oretta per continuare a tenervi compagnia e a tenervi aggiornati su tutte le ultime notizie, sulle indiscrezioni e sui nostri approfondimenti e su tutto ciò che riguarda l'attualità, il costume, la sanità e tanto altro del Veneto, del nostro territorio. Adesso parliamo di alpini, perché il Corpo degli Alpini quest'anno compie 150 anni, nutrito il calendario di iniziative per celebrare l'anniversario, tra queste la staffetta Ventimiglia-Trieste e tante altre manifestazioni, tanti altri appuntamenti in calendario. Vediamo. 23 tappe, 1500 km è la staffetta alpina Ventimiglia-Trieste, uno degli eventi principali delle celebrazioni per il 150° anniversario del Corpo degli Alpini. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa sul Ponte Vecchio con la consegna della fiaccola della pace accesa durante la Dunata Nazionale di Trento del 2018. Saranno centinaia i soldati delle 2 brigate Taurinense e Giulia, ma anche le penne nere dell'ANA a condurla attraverso l'intero arco alpino, passando per alcune località significative della storia degli alpini. È una staffetta chiamata della memoria perché ha sicuramente un valore sportivo, ha un valore addestrativo per noi in servizio, ma sicuramente ha un valore celebrativo di quelle che sono state le attività fatte in operazioni e anche a supporto della popolazione da parte degli alpini. Passare per i luoghi che sono stati storia e quindi memoria del Corpo degli Alpini per ribadire con forza quello che gli alpini anche oggi sia in armi che in congedo sono, cioè uomini del grande senso del dovere, ma uomini pronti e capaci di dare senza chiedere, di essere pronti a servizio di chi ne ha bisogno. La staffetta alpina partirà il 6 giugno da Ventimiglia e giungerà il 2 luglio a Trieste con uno spin-off in Abruzzo. A Bassano arriverà il 23 giugno. Ci auguriamo di vedere tanta gente e di fargli fare delle interessanti attività come è già successo alla Dunata del 2008. E procedono serrati i lavori di restauro della pala dell'altare del Duomo di Santa Maria in Colle di Leandro, Bassano. Il dipinto era molto sporco, aveva dei depositi anche di nero fumo da candele, poi ha subito tantissimi interventi di restauro nel corso degli anni, per cui stiamo procedendo in maniera molto graduale perché la tela appunto ha un vissuto e dei passaggi di interventi di restauro importanti. È indescrivibile l'emozione che si prova seguendo i lavori di restauro della pala dipinta nel 1595 da Leandro Bassano, che va a ornare l'altare del Duomo di Santa Maria in Colle a Bassano. Ne sanno qualcosa anche studenti delle scuole del Bassanese che stanno facendo visita al laboratorio dove la Madonna del Rosario, Cristo risorto e i regnanti si sta scoprendo in tutta la sua bellezza, grazie al lavoro di restauro che sta portando avanti Antonella Martinato. La partecipazione è stata buona e fanno tantissime domande dai piccoli ai grandi, sono curiosi e questa curiosità deve avvicinare i giovani all'arte e al recupero, al rispetto delle opere d'arte. Un lavoro reso possibile grazie al collezionista bassanese Fulvio Bicego, che ha portato avanti una raccolta fondi necessaria a riportare all'antico splendore questo gioiello. È un quadro dei bassanesi del 1500 che hanno appunto donato al Duomo di Bassano. Con la pulitura stiamo scoprendo volti, stiamo scoprendo appunto personaggi ed è un lavoro che procederà per almeno altri 2 mesi. Abbiamo aperto la pagina dell'arte, continuiamo a parlare di arte anche nel prossimo servizio. Il 23 giugno sarà esposta a Possagno la ritrovata Maddalena Penitente di Antonio Canova in un allestimento davvero eccezionale. Vediamo. Alla
Gipsoteca di Possagno è conto alla rovescia in attesa di poter ammirare il dipinto della riscoperta Maddalena penitente di Antonio Canova. Davvero un anno speciale. Dopo il ritrovamento della Maddalena giacente di Londra abbiamo ritrovato una nuova Maddalena, questa volta un olio su tela che Canova ha realizzato durante il biennio che ha trascorso qui a Possagno, in quel biennio in cui Roma era occupata dai francesi e lui è ritornato nella terra natia, dove si sentiva al sicuro e dove si è dedicato appunto alla pittura. Canova che ha riflettuto molte volte sulla Maddalena, un Canova che viene sempre ricordato come il più grande scultore del periodo neoclassico, ma osservando, godendo di queste Maddalene abbiamo la possibilità di vedere un Canova che è stato precursore del romanticismo. Infatti in queste opere possiamo vedere una naturalezza, una carnalità, una sensualità e un pathos che sicuramente rientrano nel registro del romanticismo. Per l'opera ancora non visibile è previsto un allestimento d'eccezione nella Sala degli Specchi, come ci spiega la direttrice del Museo Canoviano Moira Mascotto. Faremo quindi un allestimento nel quale metteremo in dialogo il dipinto, questo nuovo ritrovamento, con il nostro modello in gesso. Oggi all'interno della galleria dell'ala storica della Gipsoteca la porteremo qui all'interno di quella che viene chiamata la Sala degli Specchi, che fa parte del percorso espositivo della casa che fu dello scultore e oggi Pinacoteca. E in un certo modo continuiamo a parlare di arte anche nel prossimo servizio, arte della natura, insomma, parliamo di bellezza paesaggistica, di cultura, insomma, di quanto lo scrigno del Monte Grappa e della Pedemontana custodiscono da sempre, insomma, ed è proprio il Monte Grappa e la Pedemontana, sono proprio loro protagonisti di una importante iniziativa, finiscono in vetrina perché il territorio è stato inserito nella nuova prestigiosa edizione della guida Lonely Planet. Dal sacrario di Cima Grappa alle meraviglie del Canova, dai borghi incantati alle malghe, il massiccio del Grappa e la Pedemontana finiscono nella nuova guida dell'editore Lonely Planet, fra i più importanti strumenti turistici del mondo. Il volume è stato presentato a Cison di Valmarino, dove c'era anche il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. E all'interno si parla anche del nostro territorio, della nuova riserva della biosfera nel percorso UNESCO del Monte Grappa e di tutti i comuni che la circondano. Una gran bella vetrina per un territorio che ha molto da offrire. È un grande onore essere in una guida prestigiosa come quella di Lonely Planet. Ringrazio chiaramente l'Associazione Colline del Prosecco perché ci ha coinvolto in questo progetto meraviglioso e chi ha scritto la guida che è rimasto incantato anche dal nostro territorio, non ha potuto che inserire il sacrario di Cima Grappa, il territorio del Monte Grappa, tutte le attività che si svolgono nel nostro massiccio, ma anche i nostri territori più belli come Asolo, la Gipsoteca e tutto quello che circonda il Monte Grappa. E adesso apriamo la pagina dedicata alla sanità, solo il 6,9%, quindi meno del 7% tra gli anziani over 80 e i fragili ha fatto la quarta dose di vaccino, eppure il Covid, insomma, sebbene rallentando è ancora presente, continua la sua diffusione. L'ULSS fa un appello a queste persone perché scelgano di tutelarsi e di fare appunto aderire anche alla campagna vaccinale per la quarta dose. Nuova impennata di contagi nel fine settimana. Nella Marca trevigiana sono 234 i positivi in più rispetto a ieri, ma erano 448 nel bollettino diffuso da Azienda Zero soltanto nel giorno della festa della Repubblica. Una crescita, seppur lenta, che va di pari passo con l'allentamento delle restrizioni iniziato già a partire dal 1 di giugno. Dall'ULSS 2 arriva l'appello a fragili ed anziani a fare la quarta dose di vaccino, a fronte di una percentuale di inoculazioni che per questa categoria è ancora troppo bassa, non arriva al 7%. Oggi la quarta dose la fanno in pochi, purtroppo, che sarebbero le persone più fragili. Abbiamo solo il 6,9% di persone che lo fanno. I fragili, gli over 80 fragili, e le persone che hanno patologie importanti riconosciute, tipo patologie ematologiche, oncologiche, eccetera,
devono fare la quarta dose. La quarta dose li protegge e non andranno in ospedale. Ecco, questa è l'unica vera preoccupazione. Sul resto sono decisamente tranquilli. Nella Marca la copertura con la doppia dose arriva invece al 94,4%. L'offerta della quarta dose, utile per alzare il livello anticorpale, però non è stata colta. Ed è il direttore del servizio Igiene e Sanità Pubblica a spiegare perché è importante farla. Noi non abbiamo ancora capito completamente questa malattia. Se l'avessimo capita potremmo anche comportarci di conseguenza. In realtà non l'abbiamo ancora capita. Rappresenta dei lati oscuri e per cui tutte le possibili misure che si possono essere messe in atto per prevenirla devono essere attuate. Il direttore Benazzi si è detto ancora pronto a rinnovare l'accordo con i sindaci e raggiungere anche con il servizio camper chi volesse la quarta dose. Se c'è qualche realtà che ci dice noi abbiamo un gruppo di over 80, abbiamo un gruppo di... noi ci spostiamo col camper, di sabato e la domenica, non abbiamo problemi, l'abbiamo fatto, l'importante è che la gente che è a rischio si vaccini. E a proposito di Covid, diamo una rapida lettura a quello che è il report giornaliero che ci fornisce la Regione Veneto, ci fornisce Azienda Zero, report relativo, oramai lo sapete, alle ultime 24 ore, è una fotografia di come il virus si stia diffondendo, stia rallentando anche in alcuni casi la sua corsa nel nostro territorio. Come sempre i dati del lunedì sono dati che rispecchiano solo parzialmente tutto quello che viene raccolto e verrà poi elaborato a partire da oggi nei laboratori per quello che riguarda numeri e statistiche. Noi però adesso diamo comunque una lettura al report che evidenzia come nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore, il delta dei casi positivi, dei nuovi casi positivi, segna un più 527, quindi sono almeno 527 i nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore, ma lo ripetiamo, laboratori e coloro che si occupano poi di redigere questi numeri, si sa che sabato e la domenica la raccolta dei dati è rallentata e viene poi sviluppata con precisione nel corso della settimana. I casi attualmente positivi in Veneto sono poco più di 26.000, per esattezza 26.123 casi. Andiamo a vedere anche gli altri dati che normalmente estrapoliamo da questo report, dalle tabelle. Ebbene, c'è una crescita più 6 per quello che riguarda le ospedalizzazioni in area non critica, quindi questo è un dato che sicuramente non fa piacere, ma certamente gli ospedali non vivono più quella pressione che ha caratterizzato purtroppo gli ultimi mesi, gli ultimi 2 anni in particolar modo. Per quello che riguarda le terapie intensive, 0, quindi immutate le terapie intensive, non scendono e non salgono, e dobbiamo comunicare, ed è sempre difficile farlo perché non si tratta di numeri ma si tratta di persone, chiaramente 2 decessi causa Covid nelle ultime 24 ore. Questi i dati raccolti da Azienda Zero, i dati del report che vi abbiamo mostrato. Adesso torniamo in studio perché andiamo avanti con il nostro giornale e dobbiamo parlare dello sport. Treviso, città dello sport, il CONI ha premiato le associazioni sportive del territorio che finalmente dopo 2 anni di pandemia, e questo è il momento di ricordare ancora una volta tutte le difficoltà che hanno attraversato coloro che lavorano sia a titolo come volontari che come dipendenti nel mondo dello sport. Dicevamo, il CONI ha premiato le associazioni sportive dopo 2 anni così difficili, associazioni sportive che sono ripartite. Vediamo. Per noi è un grande orgoglio, però siamo un po' rammaricati perché nello sport il volontariato sta sparendo. Per questo le persone come me che sono vissute col volontariato oggi vedono che fare sport è sempre più difficile.
Leonardo Bon, che l'associazione polisportiva di Santa Bona l'ha vista nascere, lancia il suo personale messaggio proprio nel giorno della festa dello sport alla politica e alle nuove generazioni. Oggi 14 società sportive della Marca sono state premiate dal CONI, da Oderzo a Roncade, da San Vendemiano a Treviso. Volley, judo, rugby, atletica, c'erano tutte. Realtà che sopravvivono per dare una formazione non solo sportiva ai più giovani, ma anche e soprattutto grazie al volontariato. Quanto ha sofferto lo sport in questi 2 anni? Ha sofferto tantissimo lo sport in questi 2 anni, c'era un bisogno estremo di rientrare a fare quello che i nostri ragazzi erano abituati prima, ma anche con ulteriori stimoli, e quindi noi dobbiamo semplicemente ringraziare tutti i volontari, tutte le realtà associative che si adoperano per questo. Noi che facciamo attività anche per ragazzi disabili sono quelli che hanno sofferto di più poi all'interno di tutti quanti, e la socialità è quella che è mancata molto. Comunque adesso stiamo riprendendo. L'energia è un tema attuale, siamo riusciti comunque a superare tutto, adesso vediamo questo, però ci serve aiuto perché è veramente un rincaro importante che ci sta mettendo veramente in difficoltà. Una targa e un assegno di 1.000 euro che servirà per sostenere le spese. È una riconoscenza veramente per queste associazioni sportive che hanno abbracciato il progetto dei centri CONI, che è molto vicino veramente allo sport come intendiamo noi, lo sport di base che deve essere fatto con certi criteri, soprattutto anche criteri di educazione e di divertimento. Lo sport che allena ed educa, lo sport come risorsa per il corpo e per la mente, da qui la necessità di riconoscere l'importanza di questo segmento della nostra società che alla fine è fatto di persone. Essere vicini al mondo dello sport significa crescere cittadini migliori, rispettosi delle regole, rispettosi di se stessi e rispettosi della comunità. E attenzione che comunque lo sport non è solamente per le nuove generazioni, ma aiuta anche a mantenersi psicologicamente e fisicamente bene anche a chi non è più giovanissimo. Concluso il restauro dei gessi di Rebesco all'Irigem di Rosà, verranno esposti nei prossimi giorni. Per scolpire un capolavoro in marmo serve un modello in gesso, che a sua volta, a seconda dell'autore, può essere un'opera in grado di donare grandi emozioni. Ne sanno qualcosa gli amanti dell'arte che affollano le esposizioni canoviane, e ne sapeva qualcosa anche lo scultore Francesco Rebesco, la cui splendida collezione di modelli in gesso è ora nelle disponibilità del comune di San Zenone degli Ezzelini. Il gesso, però, è soggetto all'azione del tempo e serve di tanto in tanto un'approfondita azione di restauro. Azione che è stata condotta dagli insegnanti e dagli allievi del corso per tecnici di restauro dei beni culturali dell'ente di formazione Irigem di Rosà. Le abbiamo poste con i nostri studenti, abbiamo usato dei metodi innovativi per le puliture, quindi con l'agar-agar e dei test, e ogni opera d'arte ha avuto un trattamento differenziato. I 10 studenti del corso hanno ricevuto l'onore e l'onere di condurre interamente il restauro dalle fasi preliminari sino alla conclusione. Sono molto soddisfatta dell'intervento di restauro che abbiamo effettuato qui a scuola. È stato un intervento molto impegnativo perché il manufatto arrivato in sede era fortemente degradato, quindi abbiamo dovuto progettare insieme, decidere insieme il percorso da intraprendere. Nel laboratorio dell'Irigem sono giunti anche gessi molto degradati dall'azione degli anni e delle intemperie. C'erano anche delle colate di malta per dei lavori che erano stati effettuati di ristrutturazione, il gesso non era stato protetto. Dopodiché abbiamo utilizzato l'agar, che è un materiale estremamente innovativo, che ha trovato un'applicazione molto versatile nel restauro. È un gel, un gel naturale. Il percorso di restauro, che all'Irigem sfrutta anche tecnologie e materiale all'avanguardia, parte sempre e comunque dal rispetto dell'opera e dall'attenzione verso la visione dell'artista. Rebesco amava aggiungere argilla nel gesso per dare sia una colorazione più calda all'opera finale, sia per allungare i tempi di asciugatura e quindi di lavorazione del gesso. Quindi anche noi, quando abbiamo ricostruito queste parti, abbiamo aggiunto dei pigmenti per avvicinarci il più possibile alla tonalità calda dell'opera. Il lavoro di restauro è stato completato e nei prossimi giorni i gessi verranno restituiti alla gipsoteca, che raccoglie il materiale e l'eredità di Rebesco, dove finalmente il pubblico potrà vederli tornare a nuova vita.
In pellegrinaggio dalla Madonna salvata dal papà durante la guerra sul Piave. Questo è il racconto, il gesto di fede di 5 anziani fratelli che si sono ritrovati a Covolo di Pederobba. Tutti assieme arrivano quasi a mezzo millennio, considerato che il più giovane ha 78 anni e la più anziana quasi 93. Sono i 5 fratelli Maso che si sono ritrovati qualche giorno fa per un singolare pellegrinaggio. Un po' di storia e molto di fede legata a questa statua della Madonna nella chiesa di Covolo di Pederobba. Tutto inizia dopo la rotta di Caporetto e l'arruolamento in guerra dei ragazzi del 99. Tra loro anche Domenico Maso da Vascon, che finisce prima a Catanzaro e poi lungo il Piave a sorvegliare l'allora ponte di Vidoro. Qua succedeva che a guardia del ponte c'era un bersagliere che era mio padre e di là del ponte c'era un austriaco che si sono salutati, non si sono sparati. La guerra la volevano i capi, no, i soldati non volevano ammazzarsi. Qui, lungo il Piave, tra i resti dell'antico ponte, è la prima tappa di questo singolare pellegrinaggio, prima di arrivare alla chiesa di Covolo, dove il giovane bersagliere finisce in una trincea senza ripari dalla pioggia. Così di notte, con alcuni compagni, decide di cercare tra le case bombardate qualche tavola e qualche copo per un tetto improvvisato, trovando però nell'angolo di questa casa allora canonica questa statua intatta. Così i giovani soldati decidono di portarsela in trincea. Hanno scavato nel terreno, fatto come una cappelletta, naturalmente più piccola di questa, l'hanno messa là dentro a riparo. E andavano tutti i soldati? E i soldati andavano a pregare. Si commuove Rosanno, custode della storia del papà. Una storia che continua con il trasferimento del reggimento nelle retrovie di Maser, con statua al seguito, che poi viene affidata ad una famiglia del luogo quando i bersaglieri vengono comandati per la conquista di Trieste. Papà Domenico è uno dei soldati che alza il tricolore a San Giusto. Finisce la guerra e della Madonna dei bersaglieri si perde ogni traccia. Passa un'altra guerra, ma Domenico non dimentica. Ma solo oltre mezzo secolo dopo, nel 1970, riesce a farsi accompagnare a Covolo e lì si commuove nel rivedere la sua Madonna. Ecco perché i figli hanno compiuto questo singolare pellegrinaggio, che ha un po' stupito anche il parroco che ha aperto loro la chiesa. Una storia incantevole quella che ci hanno raccontato quest'oggi i nostri amici, perché la statua che noi abbiamo visto davvero è significativa per la comunità di Covolo, è quella che viene portata in processione ogni anno il 15 di agosto nella festa dell'Assunta. Ma sapere che c'è questo ricordo antico legato alla guerra e soprattutto questo messaggio di pace che ne deriva diventa ancora più importante, ancora più significativo per il cammino di questa comunità. Cosa diceva della guerra suo papà? Che non serve a niente, che non si devono fare le guerre. E insomma nel corso di questo nostro giornale abbiamo parlato delle difficoltà delle famiglie per quello che riguarda il rincaro delle bollette, delle materie prime, ma adesso parliamo anche di benzina, perché la benzina verde schizza alle stelle, in questi giorni ha superato i 2 euro al litro, una situazione diventata insostenibile per tante famiglie, in generale per i consumatori. Dicono che ci sono le scorte, che no, come funziona? Le scorte dovrebbero sopperire a quello che è attualmente e poi alla fine la benzina è sempre alta. Vengo qui perché costa meno. Caccia al distributore meno caro. Questo è quello che succede quando, nonostante il taglio delle accise ci sia stato, il prezzo alla pompa rimane ancora troppo alto, arrivando quasi a toccare, per la benzina verde, i 2 euro al litro. Un bene di prima necessità, il carburante, e così le famiglie sono costrette a tagliare altre voci di spesa. Si va al lavoro e quindi bisogna correre con la macchina, il problema è quello lì. Si alza ancora di più. Cosa dire? Avevano detto che bloccavano i prezzi, ma questo non si è verificato sinceramente, almeno per quanto mi riguarda. Fortunatamente è una macchinetta piccola che consuma poco, però comunque dobbiamo andare in giro, dobbiamo fare la spesa, dobbiamo andare a lavorare soprattutto. Si evita e fa di sprechi, ma sennò il resto bisogna sempre... Quello che serve dobbiamo andare. Poi qua
destra e sinistra abbiamo sempre cura. Io oggi sono andato a Mestre e ho fatto anche un pezzo di Romea, diciamo che ho guardato tutti i distributori possibili e immaginabili che avessero il prezzo di questo, perché la mattina sono passato e questo aveva un buon prezzo. Allora ho detto, beh, casomai andando verso Ravenna lì invece sono tutti a prezzo altissimo e allora ho deciso di venire qui. Scegliamo i benzinai per forza, perché sennò è troppo cara il gasolio adesso è diventato, è una cosa esagerata proprio. I benzinai insomma si scelgono. Tra i consumatori i malumori sono evidenti, soprattutto nei confronti della politica intervenuta con scelte tampone senza optare per interventi più strutturali, mettendo ad esempio un tetto alle compagnie. La scusa della guerra è una grande affandonia perché i prezzi sono stati aumentati prima o no? Dicono che diminuiscono le accise ma non le tolgono e di conseguenza è tutto un giro che comunque paghiamo sempre noi. Lo Stato sembra che faccia qualcosa e non fa assolutamente niente. Danno la colpa all'Ucraina, danno colpa di qua, di là, però le cose non le risolvono. Una notizia di cronaca, blitz degli agenti della Polizia Locale della Federazione del Campo Sampierese nei comuni di Borgoricco e Piombino Dese. Scoperti 2 dormitori abusivi dove erano costretti a vivere anche con i figli 37 cittadini cinesi. Uno scantinato trasformato in dormitorio a Piombino Dese, un locale, un appartamento con le stanze suddivise da pareti di cartone a Borgoricco. Così vivevano 37 cittadini cinesi, alcuni avevano figli minori con loro, impiegati in 2 diverse aziende tessili dei rispettivi comuni, scoperti nell'ambito di una serie di controlli contro il lavoro nero e il contrasto dell'immigrazione clandestina dagli agenti della terza unità operativa sicurezza urbana della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. Lo scantinato dormitorio e il capannone presentavano gravi condizioni igieniche e sanitarie, con stanze prive di luce e di cambio d'aria. Gli agenti presenteranno adesso relazioni ai comuni che valuteranno eventuali provvedimenti. E adesso allo sport, ancora ciclismo, il territorio bassanese torna protagonista sulla scena ciclistica, ce ne parla Filippo Pozzato. È tempo di ciclismo, è il tempo giusto ed era tempo che appassionati e sportivi aspettavano di poter tornare a respirare l'aria delle grandi corse. Un territorio, il bassanese, che grazie anche all'impegno di Filippo Pozzato si riscopre protagonista e diventa il centro di una serie di eventi con annesse sorprese ancora top secret. Ma quali sono le corse da cerchiare in rosso sul calendario? La prima in ordine di data sarà sicuramente il 12 di ottobre, sarà il Giro del Veneto che abbiamo ripreso in mano l'anno scorso su grande richiesta della regione che ci crede molto in questa corsa storica. L'abbiamo ripresa in mano, abbiamo fatto il solito finale, quello classico con l'arrivo a Padova. Quest'anno ci sarà un piccolo cambiamento e sarà molto più coinvolta la provincia di Vicenza. Poi c'è la Gravel che l'anno scorso abbiamo fatto per primi, siamo stati i primi a fare una corsa per professionisti con le bici gravel, è piaciuta molto e quest'anno sicuramente l'arrivo sarà sempre su Piazzola. E poi la Gran Fondo per tutti gli amatori. Gli appassionati possono partecipare sulle strade che poi affronteranno i corridori il giorno dopo per la Veneto Classic e anche lì abbiamo un bel progetto per il finale, sempre su Bassano ma con qualcosa di veramente storico e veramente divertente e spettacolare per il pubblico. Ed è tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta che augurarvi buona giornata e darvi appuntamento a domani alle ore 12. Grazie.